Arriveranno a Venezia anche orchestrali e lavoratori di tanti altri teatri italiani per dare manforte ai loro colleghi veneziani e chiedere così la revoca della nomina di Beatrice Venezia, nuova direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice a Venezia, e la rimozione del sovrintendente Nicola Colabianchi, entrambi finiti nel mirino della protesta. Hanno già fatto sapere però di non avere alcuna intenzione di recedere e fare marcia indietro, e così lunedì pomeriggio alle ore 15 nel corteo che partirà a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia per arrivare davanti al teatro fino a Campo San Fantin ci saranno lavoratori anche degli altri teatri italiani, segno di una protesta che ha assunto rilevanza nazionale e non solo. L'ultima azione di protesta e di mobilitazione nei giorni scorsi con gli orchestrali veneziani imbavagliati davanti al loro teatro. Siamo qua prima dell'inizio del concerto di questa sera e purtroppo il sovrintendente ci ha negato qualche ora fa la possibilità di leggere il comunicato che abbiamo letto nel corso dei precedenti spettacoli, e per denuncia nei confronti di questo, secondo noi, atto di, come dire, un po' per cercare di farci tacere, i nostri colleghi che svolantineranno porteranno un bavaglio alla bocca proprio per simboleggiare l'impossibilità di parlare al pubblico come ogni sera. Lunedì un nuovo capitolo di una lotta che al momento pare senza via d'uscita. Qui i professori d'orchestra della Fenice rivendicano la loro posizione. È un gesto che crediamo forte e in cui crediamo molto tutti, non solo i musicisti, ma tutte le maestranze. Voglio solo dire che stiamo malissimo, io me la sto vivendo molto male questa situazione personalmente, perché non è un bel modo di lavorare, noi siamo qui per suonare. Speriamo che anche questa volta non venga manipolata la nostra intenzione contro la signora Venezzi, ma il nostro concetto rimane sempre quello, la nostra parola rimane sempre quella. Il problema è il curriculum, non è appartenenza politica né nulla. L'Orchestra del Teatro La Fenice e il teatro tutto si merita veramente qualcosa di qualità, anche per tutto il lavoro che abbiamo fatto, per il mondo che ci vede, che ci sente, ci ascolta sempre tutti i giorni e che in questo momento ci sta anche sostenendo